Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella. Il maestro Cleo. L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 marzo. Ariete. 21 marzo-20 aprile. Vietato lamentarsi, caro Ariete. Da qua fino a tutto il prossimo mese almeno. Le coccole. I baci e le notti di sesso sfrenato che il tuo partner ti riserverà e che stava accumulando lì da tanto tempo. Come i panni da stirare durante la settimana, te li sei effettivamente guadagnati. E che nessuno ti distragga dal tuo buon proposito di goderti tutti i piaceri che ti sono passati sotto al naso nell'ultimo periodo quando tu non eri dell'umore giusto per coglierli. Toro. 21 aprile-20 maggio. Spero per te, caro Toro, che tu abbia seguito i consigli della saggia astrologa e che nelle settimane scorse tu abbia fatto il pieno di amore ma anche di sicurezza in te stesso e nelle tue grandi capacità soprattutto sotto le coperte. In generale diciamo che proprio questa settimana sarà da dimenticare perché tutti i pianeti nel segno dell'Acquario ti guardano storto. Nemmeno la tua colazione preferita direttamente recapitata a letto potrà farti tornare il buon umore. Gemelli. 21 maggio-21 giugno. Goditi questa settimana nella quale anche un errore di distrazione si trasformerà immediatamente in una trovata geniale. Praticamente come è successo ai cornflakes. La leggerezza con la quale prenderai ogni situazione sarà perfetta per farti scovare qualcosa per cui ridere a crepapelle anche nei momenti più seriosi. Questo tuo fantastico modo di prendere la vita è alla base del pensiero laterale del quale sei uno dei massimi esperti. Cancro, 22 giugno-22 luglio. Adesso sì che ti meriti tutte le coccole del mondo. Anzi, con anche Giove a tuo favore, potresti addirittura concederti un regalino. Una ricompensa per essere sopravvissuto ai transiti delle ultime settimane senza, forse, uccidere qualcuno. Possiamo chiudere un occhio se una delle tue adorate piante non ce l'avesse fatta per qualche tua dimenticanza involontaria. È giunto il momento di ritornare a prenderti cura di te e soprattutto di riempirti di attenzioni come solo tu sai fare. Subito dopo penseremo anche al partner. Leone. 23 luglio-22 agosto. Non vorrei stare qui a farti la ramanzina, caro Leone. Ma sappi che questa è la settimana che ti vede lì in piedi alla lavagna a farci capire se hai studiato la lezione. O almeno se ci hai provato. Saturno e tutti i pianeti nel segno dell'Acquario sono come la commissione d'esame di maturità che ti mette decisamente alla prova. Se hai la sensazione che a te vengano fatte le domande più difficili e nessuno ti dia una mano nemmeno mimando la risposta corretta, sappi che è tutta colpa di Saturno e della frustrazione come metodo per spronarti al cambiamento. Vergine, 23 agosto-22 settembre. Questa settimana sarà un po' una settimana di transizione. Praticamente di riscaldamento prima di vedertela con i pianeti in pesci che ti ammutoliranno. Per adesso ti sentirai soltanto meno spavalda nell'indossare abiti super sexy e make-up evidenti. Direi che piano piano la Vergine che conoscevamo torna ad impossessarsi della sua persona. È stato bellissimo vederti spudorata. Bilancia. 23 settembre-22 ottobre. Te l'avevo detto, cara Bilancia, che prima o poi anche questo periodo pesantissimo sarebbe terminato. Ebbene, il fatidico momento è arrivato e tu adesso puoi prenderti tutte le rivincite che ti meriti. Prima di tutto verso la tua autocritica e quella sensazione che ti ha perseguitata di essere inadeguata come una minigonna alla comunione del cuginetto. È giunta l'ora di darci dentro con il divertimento sfrenato ma anche con le scuse a chi ti ha sopportata. Scorpione. 23 ottobre-21 novembre. Prima o poi doveva succedere.
Eccoci qui ad una settimana in cui farti girare le scatole sarà davvero questione di un tono di voce un po' troppo alto per i tuoi gusti. L'insofferenza ti accompagna come un'ombra e tu non riesci a parcheggiarla davvero in nessun modo. La cosa migliore da fare è cucirti la bocca e cercare di uscire di casa solamente il tempo strettamente necessario per poi tornare subito a infilarti sotto le coperte e a borbottare. Al massimo. Guardando Netflix. Sagittario. 22 novembre 21 dicembre. Sembri come risvegliarti da un sogno lungo quasi 4 mesi nel quale sei stato insaziabilmente geloso e irrefrenabilmente ansioso. Proprio tu? Non eri davvero abituato. Per fortuna adesso ritorni a sentire il piacere di cambiare l'oggetto del tuo desiderio abbastanza rapidamente perché non si cada mai nell'abitudine. Ancora più del solito avrai bisogno di scappare via. Capricorno. 22 dicembre 21 gennaio. Venere e Marte ti hanno abbandonato ma tu. Da buon segno che non ama piangere e lamentarsi in pubblico. Fai finta di niente. In realtà ti hanno lasciato un'eredità di passione, determinazione e sentimentalismo praticamente come l'anziana zia d'America che lascia un'eredità ad un nipote sconosciuto. Direi di andare subito a brindare. Acquario. 21 gennaio 19 febbraio. Tutti i pianeti si trovano questa settimana nel tuo segno zodiacale e tu. Senza nemmeno aprire bocca. Potrai dire delle cose che saranno citate negli anni come delle uscite geniali davvero illuminate. Funziona così quando si ha lavorato molto bene sul flusso interiore di pensieri ed emozioni. Basta un occhiolino perché tutta la tua saggezza si esprima e soprattutto perché si diffonda attorno a te una sensazione di benessere che nemmeno i diffusori di essenze nella spa. Pesci. 20 febbraio 20 marzo. E se ci fosse un premio per la lacrima facile e più veloce di tutto il Sud Europa, questo lo vinceresti di sicuro tu. Caro Pesci. Ti commuovi persino quando finisce il pacchetto dei biscotti al cioccolato e non c'è lamentela nell'arco di 10 km² che non attiri tutta la tua attenzione. Compassione e immediato desiderio di fare qualcosa per rimediare. Sei davvero il migliore amico che si possa desiderare dall'altra parte del telefono quando abbiamo avuto una giornataccia.